Salgono tra i casi di pazienti colpiti dal vaiolo delle scimmie. Si tratta del giovane medico, primo paziente ricoverato a Padova, e di due contatti stretti di quest'ultimo. Tutti sono seguiti dai medici del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedale università. Nessuno presenta condizioni particolarmente critiche, presto potrebbero essere dimessi. Una malattia che si manifesta con febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee e che viene certificata dall'esito di un tampone. La scoperta dei nuovi casi, grazie al tracciamento dei contatti stretti del medico, andato a ritroso di 10 giorni rispetto alla scoperta della malattia. Gli ultimi contatti, infatti, erano stati a fine maggio. Il tempo di incubazione del virus è di circa 13 giorni. Il contagio avviene fondamentalmente per contatti molto stretti, quindi sono molto più a rischio i contatti intimi, per esempio, e però può anche, secondo la letteratura, può essere trasferito anche attraverso i droplet di grandi dimensioni, quindi per quei contatti attraverso la saliva oppure per ravvicinamenti molto stretti faccia a faccia, come cose che abbiamo già conosciuto nell'ambito di quello che è stata la recente pandemia. Sembra che il contagio del medico padovano possa essere avvenuto dopo aver passato del tempo con una persona arrivata dalla Spagna, paese che insieme alla Gran Bretagna è tra quelli dove si registrano il maggior numero di casi di vaiolo delle scimmie. Intanto il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 continua l'attività di tracciamento. La situazione, dicono i vertici dell'azienda sociosanitaria, è pienamente sotto controllo, ma rimane sempre valido l'invito a rispettare le norme igieniche e le precauzioni comportamentali interpersonali. Prudenza dunque, ma non psicosi, come dice anche il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalla Ben, che sta seguendo la situazione dei 3 casi padovani. Non c'è nessun allarmismo, non ci deve essere nessuna preoccupazione, è una cosa per noi tutto sommato abbastanza normale, nel senso che siamo abituati a trattare patologie infettive anche ben più gravi e quindi questa viene annoverata tra quelle patologie che trattiamo appunto normalmente. Siamo più preoccupati a volte di trattare tubercolosi piuttosto che questo tipo di patologia.